Cari telespettatori, insomma le previsioni del tempo, lo dico sorridendo perché insomma dai, c'è stato un andirivieni costante, lo dicono chiaramente, ci sarà un abbassamento delle temperature, dovrebbe arrivare anche la prima neve sulle zone di altopiano, di montagna, insomma nel nord, nel nord-est anche d'Italia, e di conseguenza il pensiero va immediato alla prossima stagione che si aprirà con i primi di dicembre, stagione invernale e che comunque già vede delle aperture importanti e delle anticipazioni. E allora noi anticipiamo dei weekend molto interessanti, molto piacevoli, come sempre nella zona dell'Alpe Cimbra. Dovreste ormai saperlo dove si trova, l'abbiamo ripetuto più e più volte, ma illustrarci bene i particolari, i dettagli, la logistica, come arrivare e soprattutto per chi è l'Alpe Cimbra, perché tanti ci hanno chiesto, ma per i più piccini è adatta, per persone anziane, adesso avrete tutte le risposte. Ormai i nostri esperti, i nostri ospiti. Cominciamo dalle signore, Daniela Vecchiatto, direttore marketing APT Alpe Cimbra, grazie di essere qui con Buongiorno noi. e ben ritrovati. Folgaria, Lavarone, Luserna, sostanzialmente questo è il triumvirato. Accompagnata da una guida alpina, Mario Martinelli, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi di avermi E sono invitato. molto curiosa di sentire cosa avrà da raccontarci, già pronto in tenuta, invidiabile tenuta. E poi naturalmente l'immancabile Michael Reck, invece, che è amministratore delegato sempre dell'APT, però presidente, prestigioso presidente di questa comunità, di comunità del Un Cimbra. saluto a tutti anche da parte mia. Grazie. E allora incominciamo un po', incominciamo con lei Presidente, vediamo un po' di inquadrare la situazione che si sta presentando. Voi avete lavorato tantissimo quest'estate, nonostante il tempo, il clima, però le persone che vanno in montagna, biciclette, mountain bike, piedi, non piedi, fanno di tutto, si muovono e godono la montagna a pieno. Poi tra l'altro quando uno va in montagna comunque delle ore di bel tempo riesce a trovarle e qualcosa fa, se non altro c'è un'atmosfera estremamente rilassante. Noi le immagini che abbiamo alle mie spalle sono già della neve, belle pronte perché è quello che si prospetta. Allora vediamo un po' di fare le anticipazioni. Ma guarda, l'estate è chiaro che dal punto di vista meteorologico c'è dato del filo da torcere, però località come la nostra, Folgaria, Lavarone e Luserna, sanno reagire bene anche quando il meteo insomma, ci mette alle strette, perché la nostra offerta insomma, non è solo un'offerta diciamo, di outdoor così da libera interpretazione, ma dire, è un paradiso per le famiglie, abbiamo migliaia di attività organizzate, siamo anche vicini alle città, quindi come dire, il giorno di cattivo tempo si può anche in qualche modo rifugiarsi all'interno di musei anche spettacolari come il Museo di Trento. Adesso stiamo pian pianino direi avvicinandoci all'inverno perché abbiamo anche avuto un settembre e un ottobre molto soddisfacente perché le temperature erano buone. Io ricordo appunto anche ai telespettatori che venire a Folgaria o Lavarone nel weekend ci si mette un attimo, siamo ancora aperti, abbiamo ancora l'offerta di trekking, dei cavalli, abbiamo tutta una serie di cose, i rifugi ancora aperti. Quindi tutti i rifugi sono aperti? Non Quasi tutti, ma come dire, ci sono ristoranti in quota ancora aperti, si possono fare tutta una serie di attività. I wellness hotel sono aperti tutto l'anno, quindi anche per ritagliarsi un paio di giorni per pensare a se stessi, insomma, quindi male molto bene, non fa male sicuramente. E poi è chiaro che adesso tutti quanti cominciamo pian pianino a tirare sulla testa e a guardare quando nevicherà. Allora, diciamo che le prime indiscrezioni ci segnalano che sarà un inverno freddo, nevoso e sarebbe anche ora, diciamo che negli ultimi anni... freddo? Sì, molto freddo. E per noi, avendo anche un sistema di innevamento molto all'avanguardia, quando ci dicono farà freddo, siamo già a posto. Ma è anche un inverno pieno di novità, perché sempre di più nell'avere un prodotto di sci molto strutturato, molto nuovo, anche perché sono pochi anni che abbiamo raddoppiato la nostra offerta di piste da sci con nuovi impianti eccetera, stiamo arricchendo anche la nostra proposta con tutte attività alternative anche allo sci stesso, perché non sempre nelle famiglie si scia tutti eccetera. Quindi abbiamo delle novità che io lascerei a Daniela Vecchiatto, che è la nostra responsabile diciamo commerciale di marketing, che ce le snocciola veramente nel segno, però il tentativo è proprio sempre di più, come abbiamo fatto sull'estate, visto che anche diciamo, è più di una volta che veniamo a raccontarti cosa stiamo facendo, cioè il tentativo che noi anche dal punto di vista dell'ispirazione stiamo cercando di costruire una destinazione turistica dove c'è una vera ed autentica interazione tra noi che abitiamo quei posti e le persone che lo visitano, quindi cerchiamo davvero di creare sempre nuove novità, sempre nuove offerte, sempre veramente di creare quasi un'atmosfera casalinga anche per i nostri ospiti.
E allora andiamo nel merito specifico, vediamo che cosa ci attende e proprio facciamo anche per settori, in modo che chi ci ascolta comprenda il target di riferimento, perché effettivamente tante domande di mail ci sono arrivate, io notavo da persone che non sciano, e questo mi ha stupito, perché pensavo sciatori esperti chiedessero novità di impianti, invece molte famiglie dove lo sciatore non c'è o c'è però non c'è la moglie, quindi magari possibilità diverse, o persone anziane che forse la vedono per raggiungibile come alternativa, quindi questa cosa mi incuriosisce e diamo delle risposte, insomma, cogliamo allora sicuramente il nostro programma Non Solo Sci quest'anno sarà molto ricco. È un programma che vede l'introduzione innanzitutto delle fat bike, che sono queste bici da mountain bike che hanno un pneumatico particolare, con i pneumatici molto quelli giganti, esatto, ed è fatto apposta per andare sulla neve. Quindi stiamo predisponendo oltre 30 km di tracciati per poter provare l'emozione, perché noi parliamo sempre di emozioni, cioè qualsiasi attività venga svolta sull'Alpe Cimbra deve regalare un'emozione, quindi tornare a casa arricchiti da una pratica sportiva ma che si svolge in un territorio ricco da un punto di vista della natura, della flora, della fauna, di tutto quello che è il contorno, quindi anche questi tracciati non saranno casuali ma verranno fatti proprio in alcune delle zone più belle dell'Alpe Cimbra. Un attimo solo, ma bisogna essere dotati di questa... Allora, le bici saranno noleggiate a Folgaria e saranno accompagnate da un istruttore, proprio perché, come dire, non c'è questa abitudine come andare in mountain bike d'estate e quindi saranno visite, delle escursioni guidate dove le persone potranno scegliere la lunghezza, la difficoltà, ma si tratta comunque di una cosa che non prevede grandi dislivelli, avviene abbastanza in piano ed è un modo diverso per vivere la neve alla scoperta dell'intera Alpe Cimbra, quindi i percorsi saranno su Folgaria, su Lavarone e su Luserna e questa è un po' una chicca di cui vogliamo un po' fregiarci perché siamo veramente tra le primissime località in Italia che introducono questo prodotto Fat Bike come un prodotto proprio per gli amanti dell'inverno e della montagna. Bellissima questa. Poi avremo un grandissimo ritorno dopo un po' di anni di assenza dello sled dog, quindi le escursioni con i cani da slitta, anche in questo caso nella bellissima cornice della zona dei Fiorentini, che è la zona più a confine tra il Veneto e il Trentino, una piana spettacolare con alle spalle il Becco di Filadonna, che è la montagna dolomitica che caratterizza l'Alpe Cimbra. E anche in questo caso non è semplicemente un'escursione con i cani, ma è vivere un'emozione a partire dai 2 anni. Quindi ci saranno delle attività per i bimbi piccolissimi che vengono trasportati. Dagli 8 ai 13 anni i bambini potranno già guidare la loro piccola slitta con i cani alla scoperta di questo animale e di quella che è l'emozione di guidare una slitta sulla neve. Ripeto, in una cornice veramente unica e poco conosciuta da chi frequenta normalmente proprio l'Alpe Cimbra, perché sono più conosciute le zone dove abbiamo le piste da sci. Questa rimane una zona integra, che non è mai stata utilizzata per altre finalità. C'era un anello di fondo, quindi gli amanti del fondo probabilmente si ricordano questi percorsi. Bellissimo, una piana soleggiata, ripeto, col Becco di Filadonna alle spalle, quindi un ambiente completamente diverso da tutto quello che è il resto della nostra bellissima Alpe Cimbra. E poi ovviamente quando parliamo di altre attività parliamo dei bambini, che vorrei ricordare sono un po' i nostri, senza togliere nulla a nessuno, ma sono un po' i nostri ospiti prediletti, proprio perché l'Alpe Cimbra negli ultimi anni ha fatto una scelta precisa di voler essere e di proporsi come una località top per le famiglie. Quest'estate abbiamo avuto un evento importantissimo, il Festival del Gioco, di cui se ne è parlato veramente molto anche a livello nazionale, e andremo a riproporre alcune parti della fiaba dell'Alpe Cimbra anche durante la stagione invernale, quindi con i suoi personaggi che vengono recuperati proprio dalla storia
dei cimbri, la streghetta aperti, alcuni un po' storici e un po' inventati come il folletto Fli Flick, e anche in questo caso tutte attività che porteranno i bambini a scoprire la montagna attraverso il gioco, attraverso le fiabe. Quello che anche con i più piccoli noi vogliamo cercare di raggiungere è l'obiettivo per la passione, della passione per la montagna, attraverso il gioco, che è il modo più semplice per insegnare ai bambini o comunque appassionarli. Poi c'è lo sci, naturalmente. Lo sci c'è sempre con i suoi 100 km di piste, di cui sono 74 a Folgaria, 30 a Lavarone. Una novità importante quest'anno, visto che i comprensori hanno una distanza di circa 10 km, è che 2 giorni la settimana viene garantito il collegamento con Skibus tra Folgaria e Lavarone. Questo perché, pur essendo 10 km, noi sappiamo che quando le persone arrivano in vacanza, soprattutto in montagna, la macchina la vogliono archiviare, e quindi abbiamo pensato, proprio per dargli la possibilità di sciare in entrambe le parti senza dover toccare la macchina, di realizzare questo servizio di trasporto, di collegamento, che quindi servirà agli sciatori per venire a sciare o sulle piste di Folgaria o viceversa di Lavarone, ma anche per i famosi familiari al seguito che non sciano, per scoprire questi due territori. Infatti bellissimo, che poi sono, praticamente attigui, sono tutto sommato. Sì, sono 10 km l'uno dall'altro, quindi pensando che non c'è il traffico cittadino, stiamo parlando di 10 minuti, insomma. Assolutamente. Camminate, ci avviciniamo sempre di più alla nostra guida alpina, cioè nella stagione autunnale, che sono anche un ottimo allenamento, secondo me, presciistico e stare all'aria aperta. Poi anche ve ne avete previste con le ciaspole, no? Sì, adesso ci sono ancora delle belle passeggiate da fare, con i colori autunnali poi sono bellissime, i larici che diventano dorati, i faggi che anche colore rossiccio, e poi ci sono gli obiettivi delle passeggiate che sono molto interessanti. Ci sono tutti i forti da visitare. Ricorre il centenario, per cui anche se avete raggiunto ormai tutta sette fortezze sull'altipiano, altri percorsi, uno aperto proprio quest'anno, la Fora del Lupo a Serrada, che congiunge il paese di Serrada al forte d'Osso delle Somme, e poi mete anche un po' più impegnative, tipo la Vigolana, il cornetto di Folgaria, Cima Vezena c'è già su un forte sulla cima, perciò mete interessanti, fattibili, diciamo, tutto l'anno. Il Becco di Filadonna forse un po' meno, perché lì, diciamo, come diceva prima, è una montagna dolomitica, d'inverno è un po' più accessibile solo con certe condizioni, diciamo. Le altre, Cornetto, Cima Vezena, Montemaggio, sono percorribili, sono fattibili tutto l'anno, diciamo in questo periodo ancora a piedi, poi come arriva la neve naturalmente con le ciaspole, e anche il Cornetto di Folgaria è un'ottima, diciamo, cima per lo sci alpinismo. Un bel dislivello sui 800 metri circa da costa da su, sfruttando le vecchie piste che esistevano su quel versante lì. Abbiamo questi ampi spazi senza vegetazione, perciò la possibilità di scendere in libertà con lo sci alpinismo, molto utilizzato anche da chi intende allenarsi per far poi magari le gare la domenica, che arriva lì e addirittura si fa 1 o 2 salite in giornata, perciò... Bell'allenamento. Bell'allenamento, sì. Assolutamente. E invece per quel che riguarda il trekking, ci sono possibilità di gruppi organizzati con la guida, visto che lei è una guida? Sì, diciamo che ci sono già certi gruppi che si organizzano già, diciamo, in pianura e arrivano, prenotano. Altri gruppi si formano sul posto, la PT ci aiuta a raccogliere le iscrizioni e fissa addirittura degli appuntamenti fissi durante le festività natalizie, e dopo durante tutto l'inverno ci sono degli appuntamenti fissi dove, raggiunto un minimo di 5 persone, si forma il gruppo. Certe volte si va via col minimo, altre volte si formano dei bei gruppi, veramente. Le ciaspole sono per tutti? Beh, io il più piccolo che ho portato con le ciaspole aveva 3 anni e mezzo, Caspita. il più vecchio 82.
Allora sono per tutti. Che, sì, in assoluto sì. Abbiamo un bel target lì. I tragitti come sono, quelli di percorsi? Beh, lì dopo i tragitti si fanno in base al gruppo, però abbiamo proprio, essendo su un altipiano, abbiamo possibilità proprio per tutti. Non abbiamo grossi dislivelli, abbiamo dei punti pianoramici, magari con 100 metri di dislivello in totale, arriviamo su un piccolo colle dove ci dà la possibilità di vedere addirittura dico di Pioverna, vediamo la parete sud della Marmolada, vediamo un po' di Palle di San Martino, le montagne al confine con l'Austria con la visibilità buona, insomma, perciò c'è un po' di tutto. c'è un po' di tutto, sì. E invece la passeggiata, quella organizzata con le racchette, consigliata a chi in particolare? Beh, quello, il Nordic Walking, va benissimo perché è una passeggiata un po' più atletica, diciamo che mette in moto tutti i muscoli del corpo, o quasi tutti. Quindi fa bene salutare, fa bene, sì. Infatti in montagna è meglio che non farla in pianura o sui marciapiedi. Io preferisco farla sui prati, perché odio un po' il rumore del bastoncino per terra, e farla però sul marciapiede col gommino sotto il bastone no, non lo vedo. È proprio una cosa da fare all'aria aperta, nel bosco, nei prati, nei nostri pascoli del Malga a Vezena, ad esempio, è stupendo girare con i bastoncini. Assolutamente. Poi sai, il bello di un'escursione con la guida alpina è proprio la figura della guida. Infatti questo che secondo me è importante. Spesso e volentieri, insomma, non è solo cosa ti fa notare? Ecco, un esperto eventualmente di Nordic Walking o di sci alpinismo, ma è un professionista della montagna a tutto tondo. Quindi, no, ma è vero, ti fa godere la montagna, osservare cose che altrimenti tu non vedi. La conoscenza ovviamente del territorio, la conoscenza dei pericoli anche talvolta della montagna, degli accorgimenti che ci vogliono, della vegetazione, degli animali, quindi è un modo di fruire anche di un percorso, di una camminata che, come dire, arricchisce davvero tanto l'attività che si sta facendo. E in più, con le nostre guide noi facciamo attività che vanno dalla più classica, quindi l'escursione diurna con le ciaspole eccetera, ma anche escursioni notturne, quindi puoi immaginare, io credo, insomma, d'inverno il bello di camminare sotto un cielo di notte, no? Che quindi magari con la cena nel rifugio in quota e poi scendere a valle con i frontalini, piuttosto che andiamo a organizzare talvolta le albe, cioè quindi la possibilità di andare su una vetta a vedere l'alba al mattino, ma soprattutto le guide sono a disposizione, e attraverso anche il nostro portale, che lo ricordo, alpecimbra.it, ci sono i riferimenti anche per organizzare proprio delle escursioni ad hoc, perché oltre a quello che proponiamo noi come azienda per il turismo, ovviamente le guide alpine hanno l'esperienza, ma soprattutto si offrono per essere, come dire, con il gruppo o eventualmente con la famiglia, con il gruppo di amici eccetera, di organizzare come meglio si richiede un'escursione piuttosto che una gita. Assolutamente, quindi è anche auspicabile provare la montagna con chi se ne intende. Io lo consiglio sempre, perché veramente tra una fruizione passiva, diciamo, poi ovviamente dipende cosa si vuol fare, perché per fare una passeggiata di un paio d'ore ne abbiamo per sempre, ma tra la fruizione, diciamo così, un po' autonoma rispetto a un'escursione con una guida alpina, come dire, la differenza è molto importante, proprio sotto il profilo anche del ritorno, ma anche dell'esperienza che si fa e delle conoscenze che si acquisiscono. Ecco, no, questo è molto bello, anche perché molte volte non si conosce questo aspetto, si sa che esistono guide alpine, ma si pensa soltanto all'alta montagna, a percorsi particolari, e invece anche per i bambini, secondo me, che sono estremamente curiosi, attenti, eccetera, dare questa opportunità può far cogliere degli aspetti della realtà che ti sta davanti sotto il naso, anche della vegetazione, magari un animaletto, un uccello che tu non vedi perché sei abituato ad andare avanti così come con il paraocchi, ed è estremamente bello. E poi tieni presente una cosa, che la fruizione, secondo me, anche da piccoli della montagna
ti dà dei messaggi forse indiretti, ma anche un attimino la percezione dei rischi, la percezione della natura, che secondo me ecco, che possono essere dei valori importanti anche per la crescita. Ma soprattutto Elena, proprio parlando di bambini, io ho vissuto proprio questo weekend un'esperienza con il mio bimbo e tu sai che quando i bambini devono camminare in montagna non è che tutti, come dire, scalpitano. Ecco, direi che l'escursione con la guida alpina risolve tutti questi aspetti. Innanzitutto perché sono affascinati da questa figura, no? Che loro vedono per quello che è realmente, no? Un grande conoscitore della montagna, poi sono bravissimi a interagire con i bambini e gli fanno toccare le cose che loro raccontano, no? Quindi per il bambino l'escursione con la guida diventa proprio il massimo dell'emozione e del ricordo, proprio perché è un approccio alla natura che noi, per quanto possiamo essere conoscitori, credo che non sia nelle nostre corde, no? Quindi il consiglio è vivo proprio di fargli provare questa esperienza. Infatti anche secondo me è una cosa estremamente bella. Andiamo in pubblicità, riflettete, meditate su queste cose e poi ci torniamo insieme tra poco.